Ci troviamo nella bella Val Gardena. Il nostro obiettivo di oggi è raggiungere la cima Col da Pieres, passando per il rifugio Stevia. Ci troviamo all'interno del Parco Naturale Puez-Sodle. Marco, pronto? Pronti? Bene, ora partiamo! Arrivati a questo bivio, seguiamo ora il sentiero numero 17A verso il rifugio Stevia. Siamo usciti dal bosco e in questo punto si apre davvero un bellissimo panorama sul Sassolungo e sulla bellissima Val Gardena. Arrivati a questo punto si può già scorgere il rifugio Stevia e dietro la cima, il nostro obiettivo. Siamo arrivati al rifugio Stevia, al cospetto di queste imponenti cime. Facciamo un piccolo break per poi continuare verso la nostra meta. Abbiamo terminato la traversata del ghiaione. Ci aspettano ancora 200 metri di slivello per raggiungere la vetta. In quest'ultimo tratto il sentiero presenta dei tratti attrezzati con un semplice cordino. Ultimo tratto in salita. Si fa un po' di fatica. Pascalini e ghiaione, bella accoppiata. Gli ultimi metri sono sempre i più duri, ma ce l'abbiamo fatta! Abbiamo raggiunto la vetta Col da Pieres a 2759 metri. Ci fermiamo qui un momento, ci godiamo il bellissimo panorama perché è davvero unico, facciamo alcune foto, mangiamo qualcosa e poi di nuovo in cammino. Dalla cima si può godere un paesaggio a 360 gradi, da come potete vedere ora dal video. Ora si scende, proseguendo sempre sul sentiero numero 17 fino ad arrivare ad una forcella.
Dalla cima il sentiero che abbiamo appena fatto per brevi tratti è attrezzato con un cordino. Nulla di difficile, però bisogna fare un po' di attenzione. Siamo giunti alla Forcella. Ora seguiamo il sentiero numero 2, direzione Rifugio Firenze. Giunti al Rifugio Firenze, ora prendiamo il sentiero numero 3 che ci condurrà fino a Selva di Val Gardena. Ci troviamo al rifugio Iuac, qui ci siamo concessi una buona merenda, veramente buona, e adesso continuiamo sul sentiero per arrivare alla macchina. Da questo punto abbiamo aperto questa mattina la nostra escursione ed ora siamo giunti al termine. Il giro d'anello che abbiamo fatto è stato meraviglioso in una location fantastica. E come sempre, Alla prossima!